tutte le nazioni, non c'è nessuno uguale a te, sono tremendi i tuoi prodigi, dell'universo tu sei il Re. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Vi saluto tutti, cari fratelli e sorelle, saluto Padre Battista, saluto Don Marco, voi non lo vedete ma è lassù che suona l'organo, alla fine darà un saluto. Ci prepariamo a vivere questa celebrazione proprio nel giorno 21 di novembre, festa tradizionale della Madonna della Salute, che in questa chiesa viene particolarmente venerata. Prepariamoci alla Santa Messa, oggi è anche la solennità di Cristo Re, l'ultima domenica dell'anno liturgico, e le preghiere saranno proprio quelle di Cristo Re, ma ricorderemo ovviamente anche la Madonna della Salute. Per essere più degni di celebrare la Santa Messa, chiediamo, come sempre, con umiltà e fiducia, il perdono del Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto ricapitolare tutte le cose in Cristo, tuo Figlio, Re dell'universo,
Fa che ogni creatura libera dalla schiavitù del peccato ti serva e ti lodi senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Daniele. Guardando nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio. Da lode al Signore, anima mia. Il Signore regna, si riveste di maestà, si riveste il Signore, si cinge di forza. Da lode al Signore, anima mia. È stabile il mondo, non potrà vacillare. Stabile è il tuo trono da sempre, dall'eternità tu sei. Da lode al Signore, anima mia. Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti. La santità si addice alla tua casa per la durata dei giorni, Signore. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi, e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero. E per lui tutte le tribù della terra si batteranno al petto. Sì, amen. Dice il Signore Dio: io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Pilato disse a Gesù: sei tu il re dei Giudei? Gesù rispose: dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me? Pilato disse:
sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di qua giù. Allora Pilato gli disse: dunque, tu sei re? Rispose Gesù: tu lo dici, io sono re, per questo io sono nato, per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Solennità di Cristo, Re dell'universo. Gesù è Re. Abbiamo sentito, lo dice. Tu sei Re? Sì, lo sono. Ma è Re, abbiamo capito anche questo, in un modo strano, paradossale. Lo dice lui stesso: il mio regno non è di questo mondo, non sono re secondo il modo che si pensa in questo mondo. Egli dirà: è re nel dare testimonianza alla verità. Tu lo dici, io sono re, per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Ecco in che modo Gesù è re. E la verità di cui parla Gesù non è una verità, che so io, giornalistica o semplicemente quella che matematica o scientifica o politica. No. La verità di Dio è qualcosa di diverso. Ciò che è vero per Dio non sono le cronache giornalistiche, mondane, economiche, politico-sportive. Ciò che è vero per Dio è l'amore, la capacità di volersi bene, di vivere come figli e come fratelli. Questo è il progetto di Dio sulla storia, quel progetto che Dio non solo desidera, ma anche si impegna ad attuare. Tutto il Vangelo di Giovanni, perché questo è il Vangelo di Giovanni, apro questa parentesi, tutto il Vangelo di Giovanni è come un grande processo, Sono davanti due affermazioni: il modo di vedere del principe di questo mondo, che è il diavolo, il tentatore, il padre della menzogna, che dice tutto è prepotenza, tutto è falsità, tutto è inganno. Chi avrà l'ultima parola è la violenza, la morte. E dall'altra parte c'è Gesù, come davanti a un processo, che dice no, non è vero. La storia, la vita degli uomini ha una meta che non è il male, la morte, la distruzione, la cattiveria, la prepotenza, ma è il bene, è la filiolanza, essere figli, è la fraternità, essere fratelli. Questo è il desiderio di Dio e questo Dio si impegna ad attuarlo. E Gesù, testimone della verità, sono venuto per dare testimonianza alla verità, questa verità, quella di Dio, dona la vita fino alla morte, per dire questo è il modo giusto di vivere, questo è il modo, questa è la verità. Ciò che è vero quindi è l'amore, la capacità di volersi bene, la capacità di vivere da figli e da fratelli. Questo costituisce la verità della vita e della storia. Gesù è re
nel rivelare e nel dare attuazione a questa verità dell'amore, e lo fa, come dicevo prima, fino a dare la sua vita. Ecco, questo quindi è un primo pensiero. Abbiamo un re che non domina, che non fa il prepotente, il vanaglorioso, ma che dona tutto se stesso, perché nel mondo si realizzi l'amore, la pace, il rispetto reciproco, la fraternità, la figliolanza nei confronti di Dio. Ecco un primo pensiero che questa festa ci comunica e che deve riempirci anche di consolazione, perché se abbiamo un re di questo tipo, siamo nella speranza, non nella paura, nella confidenza, non nel timore. Un secondo pensiero, molto breve, è questo. Maria, festeggiamo Maria, Madonna della Salute, Maria ha fatto sua, ha vissuto anch'essa questa verità. Guidata dallo Spirito Santo, Maria ha fatto della sua vita un dono, proprio come Gesù ha insegnato e ha fatto. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Sono le parole con cui Maria ha risposto all'angelo, e Maria ha fatto questo lungo tutta la sua vita, ha fatto della sua vita proprio un dono. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me quello che tu hai detto. Dal momento dell'Annunciazione fino al Calvario, dove ha patito insieme con il suo figlio Gesù, offrendolo per la salvezza del mondo. Ma un terzo pensiero dobbiamo esprimere in questo giorno in cui facciamo memoria di Cristo Re, ma anche della Madonna della salute. Facendo questo, cioè offrendo la sua vita in dono, e pregando, cioè intercedendo maternamente per gli uomini perché la verità di Gesù si attui nella loro vita e nella vita dell'umanità, perché Maria fa questo, ed è questo che noi chiediamo a Maria, quando preghiamo Maria. Cosa diciamo? Prega per noi peccatori. L'Ave Maria, quella preghiera più comune e più bella che noi abbiamo imparato da piccoli a dire Maria e che continuiamo a dire tante volte personalmente o assieme nel rosario, si limita a chiedere a Maria, prega per noi, prega. Quindi Maria nel vivere, nel darci l'esempio e nel pregare, perché anche noi possiamo fare la stessa cosa, cioè fare anche della nostra vita un dono, Maria si pone a servizio della salvezza. Salus, che non vuol dire solo salute, ma primariamente salus vuol dire salvezza, anche salute. Ma prima di tutto vuol dire salvezza. Salus infirmorum, noi pensiamo subito alla salute degli infermi, la salute fisica, certo, ma prima di tutto e più profondamente è la salvezza, Maria si pone a servizio della salvezza di ogni uomo e di ogni donna di questo mondo e di tutta l'umanità, al servizio della salvezza integrale della persona e quindi anche della salvezza fisica, nella salute, certo. Per questo noi la invochiamo Madonna della Salute. Ma ricordiamo che soprattutto Maria si mette a servizio della salvezza di tutta intera la persona. Non dobbiamo mai dimenticare che noi siamo comunque mortali e che la salute fisica non può essere l'ultima parola, perché purtroppo anche chi ha salute fisica morirà sano, ma morirà. L'ultima parola è la salvezza che si apre alla vita eterna. Per questo noi invochiamo Maria dicendo prega per noi peccatori, infermi, salus infirmorum. Le infermità sono le infermità fisiche, ma spesso sono anche le nostre infermità morali,
le nostre pigrizie, le nostre invidie, le nostre cattiverie, gli altri piccoli o grandi vizi che noi abbiamo lasciato crescere dentro la nostra vita. Siamo infermi anche spiritualmente. Prega per noi peccatori, per noi infermi fisicamente e spiritualmente, prega per noi peccatori adesso, nella vita, e nell'ora della nostra morte. E nell'ora della nostra morte, quando ormai la salute fisica è alle spalle e abbiamo davanti la morte, o il buio, il nulla, o la speranza, la vita eterna. Prega perché possiamo passare questo momento di prova che è la morte e godere per sempre della salvezza eterna. Ecco, ed è la preghiera che noi facciamo. Maria, che tu che hai vissuto pienamente la verità annunciata dal tuo Figlio, cioè il fare dono a Dio, ai fratelli, di tutta la tua vita, aiuta anche noi a percorrere questa strada e a trovare quindi la salvezza integrale. Se è la volontà del Signore, aiutaci anche a ritrovare la salute fisica, perché non è una cosa poco importante, lo sappiamo bene. Aiutaci soprattutto in questo tempo di pandemia a attraversare questa prova, questa tribolazione, mantenendo la salute fisica. Prega per quelli che sono ammalati perché possano ritrovarla, ma soprattutto aiutaci a trovare la vita eterna, cioè la salvezza totale e integrale della persona. Facciamo proprio nostra questa preghiera per noi, ma anche per tutti i nostri cari, per tutte le persone che incontriamo e anche per le persone che magari hanno perso la speranza o perché sono malati fisicamente e non vedono nessuna prospettiva di guarigione e rischiano di scoraggiarsi. Preghiamo noi per loro e preghiamo anche per chi non ci crede o è lontano dalla fede, perché il Signore tocchi realmente con la sua mano salvifica anche la loro vita. Solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui, le cose sono state create. e per opera dello Spirito Santo si incarnò la Vergine Maria. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, salì al cielo alla destra del Padre, verrà alla gloria per giudicare i morti e i suoi. Alla fine, credo nello Spirito Santo, che è il Signore dalla vita, Padre dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo nella Chiesa una santa, cattolica e apostolica, professo il solo Cristo, per il perdono dei peccati, accetta la resurrezione dei morti e la vita eterna. Fratelli e sorelle, in questo difficile momento eleviamo con fiducia a Dio nostro Padre la nostra preghiera per intercessione di Maria, salute degli infermi e aiuto dei cristiani. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa,
in questo tempo difficile ogni battezzato tenga accesa la lampada della fede, alimentandola con la preghiera personale, familiare e comunitaria. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Oggi è la giornata del seminario e delle claustrali. Preghiamo per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Affidiamo al Signore gli inizi del ministero di Don Davide, che ieri è stato ordinato sacerdote nella nostra cattedrale. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutte le persone ammalate, specialmente per gli affetti da coronavirus, il Signore li aiuti a portare la croce e ad affrontare il calvario della malattia, sempre con la speranza della guarigione nel tempo e della salvezza nell'eternità. Preghiamo. Per i familiari che condividono le sofferenze dei malati e per quanti piangono la scomparsa di una persona cara. La Madonna della Salute, che ha partecipato alle sofferenze del suo Figlio, li consoli e li aiuti. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i medici, gli infermieri, il personale ospedaliero che si prendono cura dei pazienti e per gli scienziati e i ricercatori che si impegnano per scoprire nuove cure ed alleviare le sofferenze dei fratelli. Il Signore ricompensi in questa vita e nell'eternità quanti fanno del bene al prossimo. Preghiamo. Per i danni morali ed economici che questa epidemia sta provocando, perché il Signore ispiri le scelte dei governanti in questo momento delicato per il nostro popolo e a tutti dia la forza per ripartire una volta passata la tempesta. Preghiamo. Ascolta ed esaudisci, o Padre buono e misericordioso, queste preghiere che ti rivolgiamo attraverso l'intercessione della Beata Vergine Maria, Madonna della Salute. Esaudiscile nel tuo amore, tu che vivi e regni per i secoli dei secoli. Amen. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te come cibo di vita eterna, benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché benedetto noi domanda di salvezza, benedetto nei secoli il Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.